per te. Faccia a faccia con i ladri nel giardino della loro abitazione a Saletto di Breda di Piave. Moglie e marito reagiscono e li mettono in fuga. Elvira Mosole gli ha urlato contro di tutto e sono scappati. Ha intestato gli immobili alla figlia, l'imprenditore bulgaro in carcere per aver travolto e ucciso le due cugine di 20 e 26 anni in A28. 2 anni fa la Cassazione non gli riconosce le attenuanti generiche. Tragedia sfiorata a Mestre, grosso albero cade su 2 auto parcheggiate in strada, sul posto carabinieri per deviare il traffico e pompieri per rimuovere l'arbusto. Allerta rossa a Treviso per smog, il vice sindaco Manera denuncia interventi di verde pubblico tassati al 22%, intanto il primario di pneumologia conferma per inquinamento anche malattie neurodegenerative. Spunta il difensore del Sile, pioggia di denunce contro atti di inciviltà e degrado in Restera, a ridosso del Sile. La provocazione del presidente onorario di Legambiente diventa la nuova sfida tra Prosecco Superiore e Champagne. Noi abbiamo eliminato il glifosato, voi tra 10 anni forse. 2023 da record per oltre 5.000 nuove tipizzazioni, 107 le donazioni effettive in ringraziamento di Admo. Ora la tipizzazione è possibile anche senza fare un esame del sangue. Il carnevale entra nel vivo da Sastino di Livenza con le 3 giornate alla notturna di Santa Lucia di Piave e poi a Venezia, tutto esaurito per le Marie. TG di Treviso, buonasera, in diretta come sempre, ben ritrovati. Partiamo con la cronaca, la Marca ormai flagellata da episodi di microcriminalità, sono tanti quelli che vi stiamo raccontando e questa volta i ladri sono entrati in azione in un'abitazione di Saletto di Breda di Piave, però in quel momento in giardino c'erano anche moglie e marito. Guardate che cosa è accaduto. Come che hai fatto? Così. Ti te dici No, qua, forte, per forte. me che bussare sul portone. No, no, Maurizio qua già avevo così? qua. Sì, Fa così? sì, ma forte, forte. Sì, anche adesso Sì, forte. anche là. Perché l'unico aperto era questo, senza lo scuro. Senza lo scuro era questo. E come mai che ti hanno... Perché Sei solita di serrare? No, non ho chiuso perché ho detto meno un quarto alle 7, devo ancora mangiare, cenare, ho detto ceno, butto fuori la tovaglia e poi chiudo lo scuro. Gli altri erano tutti chiusi. Ma purtroppo questa è stata la sorpresa. Brutta sorpresa ieri sera per Ivana Mosole e Maurizio Gritti, che si sono trovati faccia a faccia con i ladri dentro il giardino della loro casa lungo l'argine esterno a Saletto di Breda di Piave. Sicuramente ci viene da qua, de preciso mi ho valutato perché sta roba qua non è mai stata così. Siccome che mi sono sempre qua che controllo, sta roba qua è un ricevimento sicuramente da qua. Ecco, e quando è successo? Ieri sera almeno un quarto alle 7. E abbiamo sentito bussare, hanno bussato ma insistentemente su un portone di casa. Abbiamo preso paura perché non è mai successa una cosa così. Presi di sorpresa dai banditi che però non si aspettavano invece la reazione immediata della signora Ivana. Ho acceso la luce fuori, che non avevo acceso la luce della casa. Quando io ho acceso loro sono scappati perché non c'era più niente, non c'era nessuno davanti alla porta dove hanno bussato. Ho guardato dietro che ho una finestra in cucina e ho visto 2 che scappavano. Ho aperto la finestra e ho gridato: delinquenti, vi ho visto, vi conosco, tutte queste cose che è il momento quando viene fuori la reazione della... Sì, sono un po' agitata, è logico, però in quel momento lì non avevo paura, avevo una grinta addosso, forse sarà il mio carattere così, perché mi sento, io non ho fatto mai del male a nessuno e mi dà un po' fastidio vedere le persone che vengono a casa mia senza bussare o suonare il campanello. C'è tutto il carattere di una famiglia che non si lascia intimidire dietro a questa reazione, visto che Ivana è una delle nipoti di Remo Mosole. Banditi che sono fuggiti verso questa proprietà disabitata per poi dileguarsi verso la strada dell'Argine. Una vicenda che non ha lasciato conseguenze e che Maurizio, che tutti conoscono come il barbiere di Carità di Villorba, sicuramente racconterà ancora con uno scopo ben preciso. L'importante è che adesso tutti i vicini si diano un po' una mossa, magari di ogni tanto fare una passeggiata, vedere, sentire se c'è qualche novità, qualcuno che magari nota qualcosa di strano, che avvisi qualcuno, che avvisi i carabinieri. Comunque è brutto trovare delle persone in casa propria senza che suonano il campanello, cioè ragazzi.
I mobili regalati dall'imprenditore alla figlia con l'evidente fine di sottrarli ai legittimi creditori. La Cassazione ha negato le attenuanti generiche a Dimitre Traikov, l'imprenditore bulgaro che travolse e uccise 2 anni fa Sara Rizzotto e Jessica Fragasso lungo la A28. Nessuna attenuante generica per Dmitry Traikov, l'imprenditore bulgaro che la sera del 30 gennaio di 2 anni fa travolse con la sua auto la Fiat Panda su cui viaggiavano Jessica Fragasso e Sara Rizzotto e le bimbe di quest'ultima. Jessica e Sara, cugine di 20 e 26 anni, non sopravvissero a quel tragico incidente. Traikov fu condannato in primo e secondo grado a 7 anni di reclusione. La Cassazione ha reso note le motivazioni del dispositivo che ha rigettato i ricorsi della difesa. L'imprenditore infatti ha cercato di evitare che i suoi beni finissero ai creditori intestando alla figlia diversi immobili di sua proprietà in Bulgaria. Secondo la ricostruzione della difesa, poi, l'uomo sarebbe rimasto sul luogo dell'incidente fino all'arrivo dei soccorsi, una tesi che la Cassazione non ha riconosciuto, supportata dai tabulati telefonici e dalla testimonianza di un'addetta di autovie. La cronaca ci porta a Castelfranco Veneto all'alba di oggi. I vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Industria per un'auto finita contro un palo spartitraffico dell'illuminazione pubblica. Una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente che era rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo. L'uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzato e trasferito all'ospedale. I carabinieri hanno dovuto deviare il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. E con la cronaca invece ci spostiamo a Mestre. Erano le 9:40 di questa mattina quando un grosso albero è caduto in via Metauro, appunto a Mestre, sopra 2 automobili parcheggiate lungo la via. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Mestre anche con l'autogru hanno verificato che non vi fossero persone coinvolte. Le squadre stanno operando, hanno operato per tutta la mattinata per liberare la strada dall'albero spezzatosi alla base del tronco e poi caduto sulle auto. Sul posto anche la polizia locale, operazione dei vigili del fuoco che è durata diverse ore. Torniamo a parlare di smog. A Treviso è allerta rossa, a Treviso come in tante altre città della nostra regione. Un impatto elevato delle polveri sottili sulla salute, non solo a livello respiratorio ma anche a livello neurologico. Ce lo conferma il primario dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale di Vittorio Veneto. Abbiamo visto che non è solo la salute respiratoria che ne viene compromessa, ma per esempio ci sono dei dati epidemiologici che correlano l'aumento dell'inquinamento con per esempio con l'aumento delle malattie neurodegenerative, malattie che fino a pochi decenni fa quasi non vedevamo e che ora sono diventate invece purtroppo abbastanza frequenti. Parlano chiaro gli studi epidemiologici, la salute delle persone affette da malattie respiratorie peggiora con l'esposizione all'inquinamento atmosferico. Non esistono ad oggi se non correlazioni statistico-epidemiologiche o rilevazioni empiriche sull'aumento esponenziale dei casi di asma tra i bambini. Dopo 10 giorni di sforamenti consecutivi a Treviso è allerta rossa. Sono già in vigore i provvedimenti di limitazione al traffico, ma sull'opportunità di limitare gli spazi aperti durante la ricreazione ai ragazzi, il primario dell'unità operativa di pneumologia dell'ospedale di Vittorio Veneto, il dottor Paolo Lucernoni, si dice contrario. A parte eventi acutissimi di questo tipo, io non sono favorevole a questo tipo di provvedimenti che temo che siano addirittura controproducenti. Non dimentichiamo, tra l'altro, il problema dell'inquinamento indoor, cioè dell'inquinamento dell'area dei microambienti confinati, che certe volte è anch'esso fonte di problemi seri. Serve un piano nazionale. Il vice sindaco con delega all'ambiente Alessandro Manera torna ad insistere sulla necessità di intervenire sul parco caldaie. Continuiamo ad andare a toccare le auto, che però naturalmente si stanno evolvendo verso degli Euro 6 diesel, quindi rischieremo di fare proporzionalmente delle restrizioni su auto che non ci sono più o che vanno a colpire fasce di popolazione molto debole, gli anziani che magari la usano anche pochissimo, quindi inizia a diventare un po' un assurdo. Forse un piano importante obbligando il cambio di caldaie in generale, soprattutto quelle a combustibili pesanti, dal punto di vista del nostro paese sarebbe una cosa importante. Negli ultimi anni per abbattere CO2 il Comune ha aumentato del 20% il verde pubblico, interventi comunque che sono stati tassati al 22%. Saranno solo di IVA 800.000 euro.
quindi sono 4 milioni e 2, cioè uno fa i conti. Cioè, se noi avessimo da dire, bene, portiamo l'IVA al 5 e quella differenza la usi per mettere ancora più piante, questo per noi è importante. Restiamo in tema natura. In questa domenica di sole, primi tepori seppur invernali, molti hanno pensato di fare una passeggiata lungo la Restere. Per chi era nel tratto di Silea è inevitabile imbattersi in scene poco edificanti che ci sono state segnalate da un singolare difensore del Sile. Evidentemente non sapeva dove mettere il risultato della demolizione del bagno, l'autore di questo poco simpatico regalo alla comunità di Silea. Ma non solo, visto che ha pensato bene, forse con la complicità del buio della notte, di scaricare le macerie lungo una delle strade più frequentate dai trevigiani. È la via che porta alla Restere e al Sile, ogni giorno frequentata da tantissimi cittadini per passeggio, per sport o per stare un po' a contatto con la natura. Non a caso la segnalazione ci arriva da un amante del Sile e della Restera che ha bollato come incivile il proprietario di questo sacco di detriti. Incivile perché sarebbe bastato portarlo ad un CERD invece di abbandonarlo qui, caricando l'intera comunità di Silea del costo di smaltimento da parte di Contadina. Ma il nostro informatore non si ferma qui e ci segnala come di fronte al cinema più grande e più frequentato di Treviso stazioni da tempo questa indecenza. Sacchi e sacchi di rifiuti che solo le temperature invernali mantengono poco odoranti. Qui non si tratta di macerie, ma di una varietà tra organico, carta, vetro e chissà cosa dentro quei sacchi neri. Il tutto all'esterno delle proprietà in una scena decisamente poco edificante per chi qui parcheggia per poter assistere a ben altri spettacoli. Due situazioni che il nostro osservatore ci ha segnalato per molte altre che continuerà a segnalarci, firmandosi, visto che va tanto di moda, Sileman, il difensore del Sile. Ed ora torniamo a parlare di Fleximen o cartello Mena, ce ne siamo occupati in diverse volte in queste settimane. Ebbene, abbiamo parlato con lo sceriffo Giancarlo Gentilini. Per queste persone che si macchiano di atti di questo tipo, per lui c'è un'unica soluzione. Cosa ne pensa di questo Fleximan che abbatte gli autovelox? È un personaggio che non dovrebbe esistere. È drastico lo sceriffo di Treviso Gentilini. Per lui il vandalo degli autovelox, come l'ha soprannominato, ha un solo futuro. Arrestarlo e di metterlo in galera e buttare via la chiave. Una posizione ferma da chi ha voluto fortemente gli autovelox sia sul PUT che in tangenziale a Treviso. Perché li ho sempre considerati un salvavita. Perché bisogna percorrere le strade e vedere certi, mi sembra di essere sui velodromi. E anche sul valore elevato delle multe Gentilini ha una sua filosofia. Perché ricordati che quando, se vuoi un risultato, devi toccarlo sul portafoglio e le multe sono un grande deterrente. E per chi, magari avvallando l'operato di Fleximan, pensa che le multe servano a fare cassa, da ex sindaco Gentilini ribatte. Se la gente corre normalmente, anche i comuni non fanno cassa. Ma se qualcuno viola le leggi, allora è giusto che ne guadagni anche il sindaco. Perché ricordati che il sindaco, oltre che responsabile della città, è responsabile di tutti i cittadini, perché è il padre di tutti i cittadini. La pagina economica con la crisi del Mar Rosso, diverse le aziende in difficoltà, gli imprenditori dicono servono soluzioni urgenti, poi un altro fronte, quello dei nuovi divieti imposti dall'Austria agli nostri autotrasportatori. Guardate. L'Italia, prima di questa crisi, era un centro di smistamento per l'Europa. Arrivano le navi portacontainer e successivamente vengono smistate per l'Europa. A questo punto rischierebbero di venire tagliati fuori da tutto il commercio globale europeo. Navi mercantili bloccate per più di un mese, aziende che stanno finendo le scorte dei magazzini per onorare le commesse. Il conto è salato. Si calcola che la crisi del Mar Rosso sia costata all'Italia in 3 mesi quasi 9 miliardi di euro e che a pagare il prezzo più alto siano le piccole e medie imprese, quelle con le spalle meno grosse. Tergas, azienda di Noventa di Piave, che tra gli altri fornisce anche gli ospedali di bombole per gas e medicinali, ha un mercantile fermo da dicembre. Fortunatamente abbiamo un po' di magazzino da questo punto di vista. Quello
Quello che ci manca sono le bombole per la saldatura, quelle bombole tecniche che stiamo esaurendo. Con costi sempre più alti. Già i noli sono schizzati alle stelle, parliamo di $1.500 del 2023, siamo arrivati con le ultime partenze buone dalla Cina a superare gli $8.000. All'orizzonte la necessità di riprogrammare tutta la catena degli approvvigionamenti. Se il conflitto dovesse evolversi nelle peggiori dei modi, sicuramente bisogna fare una previsione di più lungo termine, quindi invece che fare una previsione trimestrale, anche per tutto l'anno. Non va meglio al trasporto su gomma piegato dagli aumenti sulle autostrade tedesche. La rotta è verso Olanda e Belgio, rialzi dal 65 all'80%. In Austria il blocco alla circolazione a partire dal 26 di gennaio fino al 30 di marzo dalle 7 di tutti i sabati. Per i mezzi che vanno oltre le 7,5 tonnellate sta creando disagi al rientro dei mezzi. Ci sono delle tratte che possono muoversi fino alle 15, però comunque non permetti di rientrare agli autisti, quindi cosa succede? Maggior costi per le aziende, autisti che fanno le trasferte in camion, magari nelle piazzole di sosta che non sono neanche tanto attrezzate, ed ecco che il nostro lavoro diventa sempre meno attrattivo rispetto a quello che dovrebbe essere. Chi continua invece ad avere grandi soddisfazioni sia sul mercato interno che quello estero è il Prosecco. Prosecco che sta cercando di diminuire per quanto possibile il suo impatto sull'ambiente. A tal proposito uno dei volti storici di Legambiente ha lanciato a Valdobbiadene una sfida al consorzio del Prosecco Superiore. Questa è l'area più grande d'Europa, sicuramente d'Italia, che ha eliminato il glifosato e sta facendo un percorso per eliminare altri prodotti che possono essere nocivi e per fare delle cose avanzate sul tema ambientale. Lo Champagne dice che lo farà anche lui, ma fra 10 anni forse a parti invertite loro sarebbero stati un po' più netti nel vantare il primato. Attaccare lo Champagne sul fronte del glifosato. E questa è la provocazione che il presidente onorario di Legambiente ha fatto al consorzio Conegliano Valdobbiadene di OCG nel corso di un dibattito a Villa dei Cedri di Valdobbiadene. L'occasione è stata la presentazione del primo rapporto sulla sostenibilità della denominazione, ma anche un patto tra consorzio e 15 comunità delle colline UNESCO per migliorare l'ambiente e la vivibilità delle popolazioni nella convivenza con i produttori del Prosecco Superiore. Un percorso che il consorzio promuove da tempo e che ha portato alla scelta di eliminare completamente l'utilizzo di un disseccante inserito dall'Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro nella lista dei probabili cancerogeni. Quindi un passo importante verso altre pratiche di diserbo più meccaniche, economicamente più onerose, ma dal punto di vista sanitario più sicure. Ma anche un motivo in più per la clientela di scegliere il Prosecco Superiore, che va detto, forse anche per questo, al momento vende più dei francesi, considerando la sensibilità ambientale di mercati come quello tedesco, inglese ma anche americano. Sarà per questo che i produttori di champagne si sono messi sulla scia del Prosecco Superiore, anche se tra 10 anni. Un gap che secondo Realacci va amplificato e non tenuto quasi nascosto. Lei ha lanciato una provocazione alla DOCG, quella di scontrarsi con lo champagne. Sì, perché noi italiani siamo dei criptodepressi, cioè sappiamo parlare dei nostri mali senza affrontarli, perché se ne parla da tanto tempo, burocrazia, diseguaglianze, illegalità, sud che perde contatto, non li affrontiamo, ma non sappiamo valorizzare i nostri punti di forza e le buone politiche e le buone scelte. Una campagna senza sconti quindi, contro lo champagne che utilizza ancora il glifosato e per esaltare la sostenibilità del Prosecco Superiore. Una provocazione accolta dalla Presidente del Consorzio Elvira Bortolomiol, che prima sottolinea. Da tempo stiamo lavorando nell'ambito della sostenibilità, che non è solo quella ambientale ma economica e sociale, per dare a questo territorio nuovo sviluppo e anche lo sviluppo verso il futuro. Poi lancia il guanto di sfida ai francesi, ma con la classe di uno slogan. E quindi lo slogan potrebbe essere: Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, glifosate free. Ad un mese dal via i saldi, gli acquisti non decollano, le previsioni di Ascom non sono state confermate, ma l'associazione di categoria sta notando una nuova tendenza del mercato. I cittadini preferiscono acquistare esperienze piuttosto che beni materiali. C'erano delle aspettative che, devo essere sincero, da quello che dicono i dati, erano maggiori, cioè migliori rispetto ai risultati ottenuti. Ad un mese dall'avvio i saldi 2024 non decollano, a dirlo il presidente di Ascom, un fenomeno che l'associazione di categoria fa fatica a spiegarsi. Una contrazione di spesa
pensavamo portasse ad un maggior acquisto proprio nella fase in cui questa spesa diventa più conveniente, cioè durante i saldi. Questo non è avvenuto. Un tema, quello dei saldi, che riguarda in primis la disponibilità economica delle persone e delle famiglie e che quindi tiene conto delle difficoltà economiche legate all'inflazione che ancora si fa sentire alla fine del mese, ma anche, fa sapere Ascom, alla diversificazione della spesa. In questo momento l'acquisto e quindi la proprietà e il possesso delle cose sta lasciando il posto all'esperienza. Una tendenza in corso, e a dimostrarlo sono soprattutto i numeri del commercio e del turismo della montagna. Per il divertimento e le esperienze si spende, spiega Capraro, motivo per cui una città come Treviso deve cominciare ad adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni delle persone. Modellare dunque i negozi e i locali della città alle richieste dei turisti e dei giovani, nuovi consumatori sul mercato, anche cambiando gli orari e i giorni di apertura e di chiusura. I turisti vivono la città in determinati momenti dell'anno e anche in determinate fasce orarie dell'anno, quindi vuol dire cambiare anche delle abitudini che cambiano in funzione di una clientela che è diversa. Ci spostiamo a Roncade, domani sarà una serata importante in Consiglio Comunale. Tornerà il progetto del nuovo polo logistico di Amazon, che sta suscitando polemiche non tanto per la sua realizzazione ma per un coinvolgimento nella cessione dei terreni del sindaco Zottarelli, sindaco che proprio per questo non parteciperà alla discussione e né al voto. Domani sera Roncade ridiscuterà il progetto Amazon, la trasformazione di un'area verde di 231.000 metri quadrati con la costruzione di un maxi magazzino alto 24 metri e largo 59.000 metri quadri. Tanto per fare un confronto, questo supera di gran lunga il deposito realizzato da Marchiol lungo la Treviso Mare, che si estende su soli, si fa per dire, 40.000 metri quadrati. La prima proposta edilizia del piano risale al 2020, seguita da una seconda nel giugno 2021 ed infine la terza definitiva inviata al Comune tra agosto e settembre sempre del 2021. Una rielaborazione che ha introdotto mitigazioni sia estetiche che ambientali, come la creazione di 56.000 metri quadrati di spazi verdi, la piantumazione di 2.000 alberi, colori armonici con l'ambiente e la figura di un mobility manager per gestire la viabilità sia dei mezzi pesanti per il carico e scarico materiali che per le migliaia di persone che lavoreranno direttamente di indotto per questa sede. Tutto questo sarebbe già stato approvato se il 27 dicembre non fosse emerso qualche legame, seppur indiretto, tra il sindaco Pieranna Zottarelli e alcuni appezzamenti da cedere ad Amazon, cosa vietata dalla legge. Risultato: tutto annullato e tutto da rifare senza il sindaco. Per motivi di opportunità, essendo emersa dopo una mia affinità rispetto a dei lontani parenti di mio marito, è necessario che io sia fuori dal Consiglio Comunale, cioè non partecipi materialmente alla seduta nel momento in cui verrà annullata la delibera precedente e adottata una nuova delibera rispetto appunto alla realizzazione del stabilimento produttivo che sarà poi destinato ad Amazon. Quindi lunedì dopo le 19 il sindaco sarà solamente spettatore del caso Amazon. Sì, io apro il Consiglio Comunale, faccio la comunicazione iniziale e poi dovrò salutare e seguire il Consiglio da remoto. Ma non sarà l'unica, visto che anche le opposizioni hanno annunciato che non parteciperanno alla votazione, pur condividendo l'importanza per il territorio di un insediamento che punta ad occupare quasi 3.000 persone. Chi invece continua a criticare tutta la faccenda è Lega Ambiente e il comitato No Maxi Polo, che pensano ci sia qualcos'altro oltre al possibile conflitto di carica e interessi del sindaco. Infatti, sottolineano, in data 18 gennaio sul sito del comune di Roncade compare una determina per l'affidamento di incarico professionale ad un avvocato per la predisposizione di un parere e assistenza legale relativo ad un non meglio identificato stabilimento produttivo destinato ad attività logistica, che però per Lega Ambiente Treviso non può che essere l'intervento Amazon. Un progetto che, conclude l'associazione, avrà un impatto davvero preoccupante sul territorio. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, a tra poco. TG Treviso, ben ritrovati, ripartiamo dalla Marcia della Pace che si è tenuta a partire da Onè di Fonte questo pomeriggio e sono circa 1.000 le persone che hanno scelto di parteciparvi. Marcia della Pace promossa dalla diocesi di Treviso che si è snodata dal sagrato della chiesa di Onè di Fonte fino al palazzetto dello sport di Casoni di Mussolente, dove il vescovo Michele Tomasi ha celebrato la messa. Una pace non astratta, quella invocata e raccontata lungo il percorso. La pace si pensa, si sente, si fa.
lo slogan che ha accompagnato il cammino con le parole di Papa Francesco e le testimonianze di alcune persone nelle diverse tappe. Promossa appunto dalla diocesi, la marcia ha avuto il patrocinio dei comuni di Fonte, San Zenone degli Ezzelini e Mussolente, i territori attraversati dal percorso, i cui sindaci hanno marciato insieme e hanno portato il loro saluto. Hanno preso parte alla marcia anche Monsignor Claudio Dalla Zuana, arcivescovo di Beira in Mozambico, ed alcuni rappresentanti di Assisi, città della pace. Record in Veneto di tipizzazioni e donazioni effettive di midollo osseo. In Veneto si cerca un midollo per tanti ragazzi, per Sara, per Vittoria, per Luisa e per il piccolo Lorenzo. C'è il piccolo Lorenzo, di poco più di 1 anno, è affetto da una grave malattia genetica, poi c'è Luisa di Fratte in cura per una mielofibrosi, poi in Veneto ci sono Sara e Vittoria e sono le storie dei tanti Lorenzo, Luisa, Sara e Vittoria che ADMO porta in piazza con la campagna di tipizzazione denominata Match Point. Sì, perché più tipizzazioni vengono fatte, più aumenta la possibilità di trovare la compatibilità tra donatore e ricevente. Basta anche un prelievo di saliva ora per accedere alla tipizzazione ed entrare nel registro dei potenziali donatori di midollo osseo. Una campagna che in Veneto ha raggiunto record mai toccati fino ad ora. A testimoniarlo è Paola Baiguera, consigliera di ADMO Veneto. In Veneto, grazie a tutte le province che si sono spese nell'attività di sensibilizzazione, si sono iscritte oltre 5.000 persone, quindi oltre 5.000 giovani hanno deciso di mettersi a disposizione. E in Veneto nel 2023 ci sono state ben 107 donazioni effettive, quindi per 107 volte quel match è stato trovato e quella vita è stata salvata. L'appuntamento con la tipizzazione domani sarà all'Università di Feltre, poi tra un mese nelle piazze d'Italia dove ADMO raccoglierà fondi per finanziare l'acquisto dei kit, per fare i test negli eventi aperti con la vendita di colombe pasquali. Sono 3 i requisiti per diventare potenziali donatori: avere tra i 18 e i 35 anni, essere in buona salute e pesare più di 50 kg. Mettersi a disposizione vuol dire dare una chance di vita. Oggi sono quasi 1.800 persone in Italia che attendono un trapianto di midollo. Mentre il Parlamento si continua a discutere sull'autonomia, contrattando sulla gestione delle risorse tra Stato e Regioni, fa pensare che da quasi 40 anni questa venga richiesta a gran voce dai comuni rimasti però almeno fino ad ora senza alcuna risposta. Richieste che raccontavamo nei nostri telegiornali sin dal 1987, come testimonia il nostro consueto servizio storico della domenica che vi proponiamo questa sera. I comuni italiani e veneti l'avevano detto a chiare lettere anche al presidente del Consiglio Craxi, intervenuto in ottobre a Padova all'Assemblea nazionale della loro associazione, l'ANCI. Senza una reale autonomia impositiva e senza un'organica legge triennale sulle autonomie locali, i comuni rischiano il collasso finanziario e la paralisi progettuale a lungo respiro. Continuando con il sistema dei decreti trimestrali di finanza locale, si finisce per poter pagare a malapena gli stipendi e le spese spicciole correnti, ed è impossibile far fronte alla miriade di compiti e attribuzioni riferite dal governo centrale alle amministrazioni locali, per non parlare dell'impossibilità di dar corso a progetti che vadano oltre il piccolissimo cabotaggio. Il grido d'allarme era stato lanciato con toni accesi ed accorati. Oggi si è passati ai fatti. In pressoché la totalità degli 8.000 e più comuni italiani, i consigli comunali, quello che vediamo è di Treviso, hanno discusso un ordine del giorno dell'ANCI in cui si critica duramente l'operato del governo in tema di autonomie locali. Si denuncia apertamente il trattamento di favore ottenuto dai comuni che più hanno speso, per non dire scialacquato. Si chiede l'attuazione di una reale autonomia impositiva, a cominciare dall'istituzione della TASCO, bocciata a suo tempo dal Parlamento, e dall'emanazione di un provvedimento triennale sulla finanza locale. Si dichiara l'impossibilità di onorare il nuovo contratto nazionale di lavoro dei dipendenti senza una previa copertura della spesa. Insomma, i comuni sono scesi sul piede di guerra e l'11 febbraio i loro sindaci, compreso quello di Treviso, saranno a Roma per una grande manifestazione di protesta. Dunque autonomie locali contro Stato centrale. È un fatto nuovo e sicuramente grave, ma i comuni temono fortemente la paralisi e hanno deciso di prendere il proverbiale toro per le corna. Anche a Treviso il dibattito, a fronte di 4 ordini del giorno presentati, uno dell'ANCI, uno del PC e 2 dell'MSI, è stato lungo e articolato.
articolato. Pur con diverse motivazioni, tutti hanno sottolineato la necessità improcrastinabile di ottenere autonomia impositiva e criticato il concetto di Stato padrone e amministrazioni periferiche figlie povere a chiedere costantemente l'elemosina. I comuni, è stato detto, sono le radici della struttura democratica italiana e come tali, quindi con riguardo, vanno trattate. Leggermente diversa nell'ambito del pentapartito la posizione del PLI, che condivide la necessità di autonomia impositiva, ma ritiene pregiudiziale mantenere inalterata la pressione fiscale complessiva sul cittadino. Era il 2 febbraio 1987. Apriamo la pagina dedicata al Carnevale, partiamo con Venezia, una Venezia da tutto esaurito con le sfilate delle maschere che hanno appunto rallegrato e riempito di vita il palco di Piazza San Marco, mentre sulle acque del Canal Grande c'è stata la tradizionale regata del Carneval su mascarette a due remi, mista uomo e donna in maschera. Una domenica dunque piena di divertimento per il Carnevale. Dal tema ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo, che quest'anno celebra i 700 anni della morte del grande mercante viaggiatore veneziano. A San Marco si sono alternate le danze popolari ai tempi di Marco Polo con l'associazione La Farandola, le danze storiche dell'associazione Amici del Carnevale e le danze storiche delle maschere di Mario. Giornata ovviamente dedicata alle Marie che vedete nelle immagini. E poi andiamo a San Stino di Livenza con la 3 giorni di Carnevale, 32 i carri che hanno sfilato a partire dal pomeriggio, 3.500 i figuranti in maschera, oltre 20.000 le persone che sono accorse ad assistere la sfilata di carri allegorici. Tra l'altro quest'anno il Carnevale sanstinese compie 50 anni. Da tutto il Veneto per partecipare dunque alla sfilata tanti volontari all'opera per la realizzazione della storica manifestazione, da Super Mario ad Una notte al museo, dinosauri, poi allegorie con la primavera che sboccia all'insegna del riciclo. Il plauso del sindaco Gianluca De Stefani per una manifestazione così sentita e partecipata. L'organizzazione grazie all'associazione Carnevale Sanstinese. È arrivato anche un comunicato dell'europarlamentare della Lega Rosanna Conte, che ha detto: i miei complimenti agli organizzatori per aver allestito 3 giorni di grande festa per la 50ª edizione di un evento che è cresciuto anno dopo anno con un successo che è il risultato di un impegno, della costanza e del lavoro quotidiano di tante persone che si sono prodigate per raggiungere questo traguardo. Vi lasciamo con la copertina che abbiamo realizzato proprio dedicata al Carnevale. Questa volta torniamo nella Marca trevigiana. Le immagini che vedete sono dei carri allegorici che hanno sfilato a San Vendemiano e poi in notturna a Santa Lucia di Piave. Vi lascio con queste immagini, poi a seguire le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e una buona serata con Antenna 3. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Benvenuti al Meteo. Il nostro territorio è ancora nel segno dell'anticiclone. La settimana inizia con tempo stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 5 febbraio evidenzia un cielo piuttosto nuvoloso, spesso coperto da nebbie. Maggiori schiarite saranno possibili sulle zone montane, localmente anche altrove, nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 6-9 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. L'afflusso di aria umida determinerà nubi basse, foschie e locali nebbie, possibili parentesi soleggiate, specie sui rilievi. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà un ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica, con cielo sereno o al massimo velato. Temperature minime sui 6 gradi, massime intorno ai 15. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.